Allora, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. All'inizio di quest'anno ho pensato che il nostro istituto, nel quale Nane ha speso anni intensi come socio, come vicepresidente, come presidente, non poteva non ricordarlo a 20 anni dalla morte. Tra l'altro, devo dire, sembra impossibile che siano passati 20 anni. E cercando di capire come organizzare l'incontro, ho pensato che doveva essere un incontro stile Nane, quindi serio nei contenuti ma anche leggero, con quella leggerezza che aveva lui e che secondo me è propria delle persone grandi. Ho quindi riunito un gruppo di soci dell'Ateneo, soci e amici di Nane, oltre che a Filippo, suo figlio, in modo che quello di oggi fosse un ricordo sì celebrativo, ma soprattutto un ricordo affettuoso, quell'affetto che Nane ha sempre meritato. Il primo dubbio però che ci è venuto quando abbiamo fatto gli incontri preparatori è quello di come fare a ricordare una figura come quella di Nane, così sfaccettata, con presenze in tanti luoghi della città, perché in effetti ci sono stati molti Nane paladini. C'è stato il docente universitario, la persona che forse ha più conosciuto e amato Ca' Foscari e che forse non ha ricevuto in cambio quello che avrebbe meritato. C'è stato un Nane Paladini storico, uno studioso che considerava la storia non come un archivio di fatti, ma come una chiave per interpretare l'oggi e guardare al futuro. E soprattutto uno studioso che aveva la capacità di scavalcare gli schemi tradizionali, destra-sinistra, allora erano molto chiare il destra e sinistra, per andare al baricentro delle questioni. E poi c'è stato il Nane divulgatore, e Nane era un intellettuale della parola, sia scritta che orale. La parola era la sua cifra, a volte diciamo che parlava anche troppo, lo conoscevamo. Però il suo parlare era sempre un'ansia di farsi capire, di far sapere, ed era sempre molto contento se qualcuno, dopo i discorsi che lui aveva fatto, fosse cresciuto o migliorato. E poi c'era il Nane giornalista, sembra un ossimoro accademico-giornalista, di solito gli accademici non sono dei buoni giornalisti, sono troppo prolissi, invece Nane aveva il piglio del cronista. Come diceva qualche giornalista amico, quando lui sentiva il pezzo, scriveva come se parlasse. Tirava fuori le frasi senza tentennamenti e senza ripensamenti, velocemente. E poi c'è stato il Nane politico, perché Paladini era un uomo di azione e non disgiungeva l'impegno culturale da quello civile e politico. La politica l'ha forse allontanato, o forse lui si è allontanato dalla politica, quando non era coerente con la sua di coerenza, che era molto stretta. E poi c'era il Nane legato allo sport, il Nane legato alla Fondazione di Venezia, il Nane legato alla tavola all'Amelia. Vedrete scorrere tante foto che ripercorrono tutti i suoi luoghi. Ma poi c'è stato un altro Nane al quale eravamo molto affezionati, ed era il Nane delle calli e dei campi. Quando lui lo trovavi iniziava subito qualche discorso, qualche affabulazione, tra il colto, il curioso, con qualche pettegolezzo, sempre sagace mai malevolo. Insomma, avevamo tanti Nane da mettere assieme. E allora abbiamo pensato che ognuna delle persone sedute a questo tavolo potesse raccontare un pezzo di Nane, un pezzo del suo Nane. Ognuno di voi ha avuto un legame speciale con lui. Ognuno di noi gli deve qualcosa. Devo dire che quando ho cominciato a diffondere la locandina dell'incontro, la frase che ho sentito da tutti è stata questa: gli devo molto. Me l'hanno detto colleghi di università, giornalisti,
persone che all'epoca, vero Michele, erano troppo giovani per essere considerate e che invece Nane Paladini considerava, perché Nane era un uomo generoso. Era un personaggio importante, ma sapeva valorizzare chi importante non era quando aveva dei talenti. E non diceva mai di no, che fosse la prefazione a un saggio, che fosse la presentazione di un libro, che fosse la presenza a un dibattito. E, come dicevamo prima con Marco Borghi, lui metteva lo stesso impegno e la stessa passione, sia che parlasse nell'aula magna di un'università, sia che parlasse in una sperduta aula di periferia, e questa era la sua cifra. Forse si spendeva troppo, forse è stato un uomo dispersivo, molti gli rimproveravano la mancanza di un rigore selettivo, che è stata anche la ragione per cui forse non ha fatto la carriera che meritava all'università o in politica. Però che bello che ci fossero degli intellettuali che si spendevano senza un tornaconto, che si dessero generosamente alle persone e alla città. E devo dire che la lezione sua è forte, soprattutto adesso, in cui gli intellettuali si muovono o per un tornaconto personale o per motivi economici o per entrambi. E anche da questo punto di vista il suo generoso dispendio di sé, come ha detto qualcuno, è stata una lezione. Nane alla fine, come ha detto la sua amica Franca Trentin, e cito, era un militante della vita che sperperava con la sua permanente voracità di cultura, di informazione, di trasmissione, di contatti umani. Era un intellettuale della città ed era un intellettuale per la città. Per quello io vorrei che oggi, e tutti noi vorremmo, che non fosse solo un tributo dell'Ateneo Nane Paladini, ma un tributo a Nane Paladini di tutta Venezia. Grazie. E allora partiamo da un pezzo di Nane e parte il past president Michele Gottardi. Devo dire, Michele, che quando ci penso a Nane Paladini presidente, penso a noi due presidenti. Non so, c'è qualcosa che non mi torna. O forse sì, adesso vedremo. Allora, ho voluto mettere nel titolo il Gazzettino e l'Ateneo Veneto perché sono in qualche modo due estremi di una militanza quotidiana dell'intellettuale docente veneziano. Due estremi che in realtà non solo si attraggono, ma si fondono in un'unica azione didattica e divulgativa, volta a far crescere la coscienza, secondo un'espressione che a Nane piaceva molto. Perché non si capisce la sua figura se non si coglie questa esigenza, tessere relazioni, essere presente nelle istituzioni o sulla carta stampata, allora unica tribuna mediatica autorevole, era soprattutto un modo di essere, come è stato detto, un intellettuale della parola, che considerava meno riduttiva dello scritto, ma non una ciacola fine a se stessa, un malcostume veneziano che finisce molto spesso nell'aforisma dialettale combattere. Paladini invece combatteva e sono un po' emozionato. È difficile per tutti. Stiamo facendo un grande training autogeno. Esatto. Ho evitato tutte le retoriche possibili, ma evidentemente poi ritornano. Allora niente, insomma, dicevo, combatteva e ha combattuto contro i tanti luoghi comuni di una città dove le prefighe prevalgono non tanto sugli ottimisti, ma almeno sui realisti, dove i cultori della morte di e a Venezia hanno sempre avuto buon gioco, e non in tempi recenti che magari qualche motivo pur ci sarebbe, ma come si dice in tempi non sospetti, come vedremo poi. In questo lo aveva aiutato un originario sguardo del Ponte, in più nel senso che era sì nato a Venezia il 20 ottobre del 1937, ma da famiglia trevigiana di Asolo, che per questo gli dava, come dire, una forma di distacco. Per questo la sua dimensione di intellettuale cittadino, come lo definì Mario Snenghi, che saluto, qui collegato con noi,
in realtà andava e va accolta in modo esattamente opposto a quella di un erudito crepuscolare, nostalgico di una piccola patria scomparsa. Era un uomo di governo anche quando era all'opposizione, cioè quasi sempre, e anche quando ha rivestito magari per poco incarichi politici. Era un uomo delle istituzioni e a scorrere l'elenco delle sue presidenze e partecipazioni si scorge probabilmente una certa bulimia che mi sembra di riconoscere personalmente, ma che non era affatto volta a occupare spazi e careghe, peraltro assolutamente gratuite, ma invece a tessere e filare relazioni per un'azione che si espandeva in campi diversi e variegati, non assolutamente omologhi, dalla cultura allo sport, dalla politica all'associazionismo, sin dalla giovinezza dell'Associazione Goliardica Veneziana, che in quel momento era di fatto il movimento studentesco e che forse è stata la sua prima presidenza. Questo suo essere insieme, se non uomo di lotta e di governo, almeno di opposizione di governo, nel senso più dialettico del concetto, lo faceva guardare ben più distante dalla gronda lagunare. Così si spiega, ad esempio, il sostegno alla SEC, Società Europea di Cultura, e l'amicizia con il suo artefice, il filosofo Umberto Campagnolo, federalista ab origine e attento alla politica dell'uomo. Ma anche quello con l'Università Popolare e i diversi istituti della Resistenza, da Padova a Belluno e poi molto a Venezia, e soprattutto sin dal 90 nell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, oggi Istituto Parri. A scorrere le tracce di questo percorso, anche da una veloce ricognizione dell'archivio di Gianantonio depositato dai figli Aliveser e lì in attesa di una più ampia schedatura, oltre a quella che Filippo ha già reso possibile, si percepisce il ventaglio di questo impegno, che comprende anche iniziative che parrebbero residuali se non le si contestualizza, come ad esempio la partecipazione all'Associazione Italia-Israele o a un ampio movimento, eredità dei suoi inizi radicali, rivolto, metà degli anni 80, primi anni 90, alla sensibilizzazione della già allora insostenibile situazione delle carceri italiane. O la Fondazione di Venezia attraverso Polimnia e poi lo stesso CDA, come sentiremo poi. Era un intento questo che sarebbe diventato paradigma dichiarato ex post nel titolo della sua più ampia monografia, Uscire dall'isola, dedicata appunto all'Istituto di Credito Veneziano per eccellenza, un intento che in Ateneo assume i toni più pragmatici. Nane era diventato socio a 35 anni, nel 72, un'età che per questa associazione sarebbe già una novità oggi. Figuratevi in quel momento. Più volte consigliere, vicepresidente dall'87 al 90, al fine presidente dal 97 al 2001. Un mandato nel quale si era posto un unico grande obiettivo con due facce, quello di, tra virgolette, svecchiare l'istituto nella composizione sociale e soprattutto, sempre virgolette, nella rifunzionalizzazione dell'edificio. Si deve a questa prima idea l'ingresso di molti nuovi soci quarantenni o giù di lì e la scelta per me fondamentale di rinnovare anche la segreteria suggerendomi come segretario accademico al suo successore Alfredo Bianchini e facendomi entrare in una militanza, della quale devo poi anche molto ad Alberto Semi che sta lì nell'ombra ma che devo poi la presidenza successiva, una militanza che dura pur oggi. E quindi c'è tutto questo trade union che vorrei, che come dire, è stato innescato, ecco appunto, da Nane. E sancendo così una paternità spirituale di cui sono orgoglioso e debitore. Il secondo aspetto di questo progetto fu consolidare, restaurare e ammodernare l'istituto con un primo cablaggio. Non esisteva internet a metà degli anni 90 qui. E un grande lavoro di rifunzionalizzazione che si deve a un finanziamento corposo della Fondazione di Venezia e che permise un cablaggio, l'introduzione di internet, postazioni per gli utenti in biblioteca, il sito internet stesso. Tra le iniziative culturali invece va ricordata l'introduzione del corso di storia dell'arte, quando i corsi istituzionali erano solo uno, quello di storia veneta. Oggi facciamo fatica a far centrale il calendario. E di altri cicli in collaborazione con gli amici dei musei, ovviamente, il corso di storia dell'arte. E di altri cicli come Venezia e le culture dell'Oriente.
Anche nei convegni organizzati si coglie un filo conduttore che spingeva sempre a uscire dall'isola. Cosa potevano accomunare, infatti, Ugo Facco della Garda e Gino Damerini, Riccardo Selvatico e Luigi Carrer, o ancor meglio Gino Luzzatto? Di essere tutti uomini di cultura, ma impegnati in una militanza che andava oltre lo scritto e le proposte a favore di un'azione amministrativa, da sindaco o da rettore, o da autore profetico, magari visionario, ma con una visione strategica, come appunto era Nane. Un punto di osservazione privilegiato, quello dell'Ateneo per Palladini, in cui il suo eclettismo si manifestava in modo generoso, sin troppo disponibile a volte, al punto da finire criticato per il suo presidenzialismo da quegli stessi ingrati che ne richiedevano la presenza per un saluto, un intervento, una presentazione. Ma Palladini, che si definì comunque un uomo fortunato, era, uso un eufemismo, discretamente scettico ed era consapevole di questo, era troppo consapevole per non avvedersene. E cito da una frase messa in esergo da Filippo Palladini nel volume su religioni politiche, religioni civili, Stato e democrazia che pubblicammo nel 2010 in suo onore, diceva già nel 93, cito: Venezia, da questo punto di vista, è una città terrificante, perché si ha sempre la sensazione che ci vivi del tuo impegno, ma inutilmente. Da sottoscrivere, credo, anche oggi. In ogni caso, quella che è stata definita una militanza di vita fu molto dispendiosa e ad essa si deve probabilmente ascrivere una sorta di dispersione di studi che alla fine, come diceva in modo autironico, gli impedì di scrivere quel libro che, cito, doveva assicurarmi l'immortalità tra gli storici seri. Ma restano anche, tra gli altri, i primi studi ufficiali sulla resistenza nel veneziano, che si devono, come altre pubblicazioni sulla resistenza, a Franco Donaglio, indimenticato dirigente dell'Ufficio Affari Istituzionali del Comune di Venezia. Per questo i suoi interventi sul Gazzettino costituiscono l'altra faccia divulgativa e politica di Palladini. Gli scritti coprono quasi 20 anni di vita, dall'85 al 2004. Ovviamente quando si scrive su un giornale si fa di tutto quello che si propone e quello che ti chiedono, coccodrilli ineludibili e dibattiti più interessanti. Con una frequenza settimanale, una cosa oggi impensabile, Palladini ha scritto di tutti i suoi temi preferiti senza perdere occasione di far politica su un giornale che non era certo sulla sua linea, ma che gli lasciava molto spazio, riconoscendogli un'aura scientifica e istituzionale indiscussa. Quali sono stati i temi principali toccati in questi 20 anni? Quelli dei suoi interessi, dicevo, a partire dalla scuola, oggetto dei suoi primi impegni militanti poco più che ventenne, poi legato all'uso pubblico della storia, all'impegno per lo studio del fascismo e della resistenza nella scuola dell'obbligo e nei licei. Molto ventennio quindi, ma anche molta grande guerra e attenzione alle sue conseguenze, sia sul colonialismo fascista, a sfatare il mito del colonialismo buono, ma anche la questione dei confini a Trento, con De Gasperi, in Alto Adige e soprattutto in Este e in Dalmazia, sino a essere uno dei primi a denunciare il silenzio sulle foibe, senza però offrire il fianco a riletture di parte unilaterali, oggi troppo frequenti. L'attenzione ai crimini di guerra, alle stragi naziste come Marzabotto, ma anche Osoppo e Schio, dalla ritirata di Russia con i suoi 60.000 morti dispersi, e a identificare in questo la nascita dell'antifascismo e della nuova Italia, della coscienza, della nuova coscienza, che aveva identificato ancora prima che il presidente Ciampi la rendesse ufficiale nella strage di Cefalonia del settembre 1943. Già a metà degli anni 90, in un articolo sul Gazzettino, Nane aveva scritto che in quel momento l'Italia aveva in qualche modo risentito l'orgoglio nazionale, l'orgoglio vilipeso della coscienza democratica, aveva dato vita, la resistenza inizia lì in qualche modo, e questa era una cosa che poi era stata ripresa da Ciampi nel 2001 con una visita proprio a Cefalonia. E poi molto Calamandrei, Salvemini, ma anche Don Sturzo e soprattutto Silvio Trentini. Molto, quasi ogni anno c'è un articolo su Trentini. Sino al 2004, sulla scia del centro di studi, del centro di ricerca costituito nel 1974 a Jesolo e del coordinamento delle opere scelte dello studioso antifascista. E poi ancora
un tema legato a queste figure, il tema ricorrente della funzione degli intellettuali e potere. E poi c'erano le recensioni. E siamo passati tutti tra le sue generose recensioni, non tanto per i giudizi, quanto per lo spazio, perché noi giovani esordienti, e qui ne vedo molti in sala, abbiamo avuto uno spazio sul Gazzettino che penso oggi non avremmo avuto di certo, e non avranno né certo gli esordenti oggi. E poi le rubriche settimanali. Dapprima la sintesi. Aveva questa rubrica proprio quasi subito, inizia nell'84-85, la sintesi già alla fine dell'85 si occupa del dibattito sugli spazi per la Biennale. Ve ne cito alcuni all'inizio di questa sua collaborazione per capire a metà degli anni '80 che eravamo già sul pezzo, come dire, no? La Biennale non ha mai avuto un rapporto molto d'amore con la città. Diciamo che prima di Baratta la Biennale era un pungolo nella carne per molti veneziani e per le istituzioni anche. Poi le cose sono cambiate. Infatti, siamo al 27-12-85, un dibattito che allora era la Biennale di Paolo Portoghesi, Venezia, città matrigna, lesinerebbe gli spazi alla Biennale, e, in virtù di una certa autoreferenzialità su cui cercava di intervenire il sindaco Laroni. Paladini esortava Comune e Biennale a sedersi a un tavolo per risolvere i problemi degli spazi, tenendo conto che, virgolette, il meno che si può dire è che le strutture della Biennale sono motivo di vergogna, ma risolto il problema degli spazi rimarrebbe aperto quello del ruolo delle istituzioni e quello del rapporto tra esse e la città, invitando la Biennale a essere più aperta verso città e regione. È una strada su cui poi andò Paolo Baratta negli anni 2000 e che infatti Paladini riprende nell'agosto del 2003, verificando questo cambiamento di opinione. O il 30 novembre 85, un convegno della Sette Mari. Contano ancora i veneziani? No, ovviamente. La risposta è la stessa figura del cittadino che è andata via via perdendo di pesi in questi decenni nei confronti dei membri degli spicchi della società corporata. Il rapporto tra Venezia e Mestre è irrisolto, non per colpa degli uni o degli altri, né per essere separatista. Chissà oggi cosa avrebbe detto. Già allora però auspicava un rinnovato sviluppo, cito, di attività economiche autonomi che non si riducano a quelle legate al turismo, dal rinvigorimento del decentramento, dal recupero alla venezianità di molte delle istituzioni culturali che a Venezia hanno il loro teatro gratis e infine dal disinquinamento dei partiti legati alle nuove corporazioni di interesse. Tema ripreso nel 2003, giustificando il suo quarto no alla separazione dopo il 79, l'89 e appunto il 94. Sempre nell'85 un intervento sullo stadio e lo sport. Ricordo che Paladini è stato vicepresidente e vicario della federazione tennis, è andato a seguire la Coppa Davis, era in Cile quando vincemmo la Coppa Davis con Panatta. Sport e pratica sportiva. Sempre in questa rubrica si parte dalla considerazione che negli ultimi 15 anni gli impianti si sono moltiplicati. Le giunte degli anni 80 avevano fatto tutta una serie di impianti sportivi grazie al decentramento, dal Cavallino a Favaro, Cavallino allora era Comune di Venezia, a Favaro, nelle varie zone, insomma, anche della terraferma, ma non in centro storico. Premetto che la decisione di costruire lo stadio di calcio in terraferma è giusta perché a questo punto sarebbe colpevole rifugiarsi nei bla bla durati decenni. Ma bisogna aver chiaro che privare la città storica dello stadio di calcio è comunque sanzionare un impoverimento complessivo della città. Il discorso allora va allargato a tutti gli sport da stadio, a partire dall'atletica leggera, su supporto di ogni altro sport ed essa stessa disciplina tra le più diffuse al mondo e miracolosamente anche nella città storica. Vado veloce, lascio, insomma, ogni tanto c'è qualche divertissement, quando nell'87 applaudeva Cicciolina contro i censori, perché cosa gridate allo scandalo, la città ha perso l'anima da tempo, oppure all'inizio dell'87 quando ricorda che nel triennio 84-86 il centro storico è passato da quasi 88.000 abitanti a 84.000, meno 3.470 abitanti nelle isole. Spiace, diceva, per i cultori del terzo millennio
Ma qui occorre un intervento davvero speciale, pena non soltanto la scomparsa progressiva di questa Venezia, ma ciò che è ancor peggio, la nascita di una nuova Venezia. Dopo essersi soffermato sul problema degli sfratti, concludeva: quando oltre i giovani cominceranno a essere espulsi da Venezia anche le persone di mezza età non proprietarie della loro abitazione, Venezia sarà davvero entrata nella sua fase finale e l'astuzia della ragione potrebbe aver già deciso di far coincidere questa allucinante prospettiva con il bicentenario della caduta della Repubblica, dato che nei prossimi 10 anni i residenti al centro storico potrebbero ben scendere a 70.000. Sono passati altri 10 e siamo meno di 50. Nel periodo in cui Ateneo Veneto in cui è presidente dell'Ateneo, Paladini scrive meno corsivi e interventi cittadini, ma nel 99 appaiono gli spigoli veneziani, già si può capire che tipologia di rubrica sia questa, dove per esempio prende a spunto nell'agosto del 99 la polemica sulla sublagunare come esempio dell'antico dualismo tra passatisti e modernisti, ricordando come la città sia in crisi di identità almeno dal 66 e sottolineando ancora un'evidente spinta verso soluzioni di modernità non invasiva, di ricambio generazionale, di pulizia e di palingenesi della classe dirigente. Concludo con una citazione. Qui fuori, qui a sinistra, c'era una farmacia che in tempi ottocenteschi la teneva Vincenzo Dandolo, un intellettuale illuminista, di cui si è occupato anche Franco Venturi. Allora, parafrasando quello che scriveva Venturi di Dandolo, potrei dire che insegnare storia a scuola o all'università, scrivere sul giornale, presentare un libro in qualche dibattito o occuparsi dei circoli del tennis e della Coppa Davis erano tutti modi per Paladini per esaltare e tenere vivo lo spirito dei lumi. Grazie Michele. Avrebbe dovuto esserci adesso Filippo Paladini, ma è stato trattenuto a Torino dallo sciopero dei treni. Non sappiamo per quale ragione non riusciamo a collegarci, non riusciamo a sentirlo e allora pregherei Michele di leggere lo scritto che ci ha mandato Filippo. Ci dispiace tanto che non sia qui. Allora, Filippo mi aveva mandato appunto prima di tutto un breve curriculum che si trova nelle carte del versamento fatto a Liveser da lui e dalla sua famiglia, in cui ricordava un po' tutta il suo percorso, no? Laureato in giurisprudenza, assistente volontario, prima il legame con Cozzi, poi quello con Giusti, eccetera. Ovviamente non posso come dire, condirlo delle esperienze personali e delle testimonianze di Filippo. Qualche cosa è stato detto, qualche cosa diremo. Certamente da quella educazione cattolica, partecipava al collegio ai Tarsiciani, al collegio Tarsici, che era il luogo della borghesia cittadina cattolica di quegli anni, e il distacco poi nel mondo radicale, poi magari Marco dirà più chiaramente, ma come aveva detto anche Maris Nenghi, la figura di Paladini è una singolare figura di un politico che non appartiene alle chiese consacrate, Democrazia Cristiana, Partito Comunista, anche quando ci passa, e magari anche attraverso il PSI. Leggo l'intervento di Filippo Maria Paladini. C'è il rischio che il mio intervento sia ripetitivo rispetto a quanto si sta dicendo e si dirà oggi, ma soprattutto a quanto fissato nel profilo che di lui io stesso ho cercato di tracciare nel volume del 2011 Religioni, Politica e Religione Civile, Stato e Democrazia, che ospita le 3 lezioni di storia in sua memoria pronunziate qui all'Ateneo da Paul Ginsborg, Paolo Prodi ed Emilio Gentile, 2005, 2006, 2008. A quel volume, edito dall'Ateneo con la Fondazione di Venezia,
dedicai molto tempo e impegno non soltanto nell'intento di tributare al padre un atto di pietas filiale, ma soprattutto nella speranza di assicurare all'intellettuale e storico Paladini un primo gesto di gratitudine che restasse. E ciò anche per contrastare quella certa qual tendenza alla rimozione della sua esperienza civile e culturale che, opponendosi all'affetto manifestato invece all'epoca e ancora in seguito dalla città, è stato tangibilissimo per chi, come me, nei primissimi anni 2000 frequentava ancora il seminario di storia a lingue e letterature straniere di Ca' Garzoni, dove insegnò 38 anni, da molto prima della nascita del Dipartimento, perché la facoltà di lettere nasce nel 70 e prima era un istituto, quindi diventa facoltà di lettere nel 70. Ma dove il clima intellettuale e le gerarchie avevano iniziato a mutare profondamente da fine anni 90 e dove, infatti, l'etichetta Paladini sulla casella postale di Nane fu rimossa dai nuovi inquilini molto poco tempo dopo la sua morte. D'altronde, la sua esperienza culturale e politica riflette un'idea di città che già a inizio millennio, dopo decenni di discussioni e trasformazioni indifferenti a qualunque dibattito, appariva quantomeno marginalizzata, se apparire, come sino ad allora apparve ad alcuni, frammentaria, incostante o quantitativamente povera rispetto alla sua attività oratoria e per confronto con quella degli studiosi più affermati della sua generazione, come con quella dei colleghi più giovani, generalmente autoalienatisi negli iperspecialismi disciplinari. Serviva anche a dare un'idea dei tanti compresenti interessi su cui Paladini dal 66 incentrò un'attività didattica mai ristretta alle aule universitarie o alle pagine colte, nello sforzo che affrontò con piena consapevolezza di portare il discorso storiografico nella società cittadina e regionale. Già nel primo scritto di Paladini che ho reperito, Crisi e prospettive di riforma della facoltà di giurisprudenza e delle professioni giuridico-forensi, pubblicato nel 64, circa 3 anni dopo la laurea in giurisprudenza ottenuta nel 61, quando insegnava già alle scuole superiori. Già in quello scritto, in cui da segretario degli studenti di giurisprudenza dell'UNURI, Unione Nazionale Universitaria Rappresentativa Italiana, il giovane Nane Paladini rilanciava la battaglia degli studenti italiani per la riforma della scuola universitaria, criticando le continuità delle condizioni storiche del fascismo nelle istituzioni, nelle società italiane, specialmente nel sistema giuridico, e denunciando della tecnicizzazione del diritto e del suo insegnamento come elementi di conservazione sociali. Già in quel primo scritto spicca evidente che Paladini intendeva il lavoro storico, come pure la cultura giuridica, quali funzioni di rinnovamento democratico. Questo approccio contribuisce a spiegare l'abito intellettuale con cui nel 64-65 Gian Antonio iniziò a lavorare, oltre che nelle scuole, anche da assistente volontario nell'Istituto Universitario di Ca' Foscari, appunto al seminario di... saltata una pagina. Sì, era dietro. Di storia a lingue, a fianco di Gaetano Cozzi, prima e poi di Renato Giusti. Ca' Foscari appunto divenne università solo nel 69-70. I primi saggi storiografici dati fuori da Nane nei secondi anni 60 e primissimi 70 riflettono e interpretano alcune delle linee di quella critica dell'intera tradizione storiografica nazionale tradizionale che si consolidò ben prima del 68, che su questo fronte fu poi ulteriore fattore di spinta creativa. Nella fase antecedente al 68 Paladini interpretò anzitutto l'esigenza di superare e revisionare i principali miti di fondazione italiani, quali anzitutto quel Risorgimento, che troppo a lungo era stato bonificato dalle voci radicali democratiche e dal conflitto sociale. E quale la grande guerra delle storiografie nazionaliste e nazionalfasciste. In entrambi i casi rimase convinto della indispensabilità di quelle narrazioni fondative, qualora infine revisionate storiograficamente e storicamente, come strumenti per la conservazione del rinnovamento del tessuto democratico del Paese. Analogamente si impegnò a riqualificare criticamente la ricostruzione storica della Resistenza, anche in quanto religione civile per la giovane e fragile democrazia italiana, ma nella parallela convinzione della necessità di riqualificare anche la storia del fascismo, non per liquidarlo come parentesi o malattia morale degli italiani, oppure per irrigidirlo in formule sociologico-storiografiche, ma per annetterlo finalmente, senza esorcismi, alla storia italiana ed europea.
Negli stessi anni Paladini rilesse la vicenda delle difficili relazioni Stato-Chiesa nell'Italia unitaria, convinto della necessità di riconsiderare gli atavici condizionamenti subiti dal patto sociale e dallo sviluppo istituzionale italiano. Come scrisse alla vigilia del 68, la necessità del suo tempo era in effetti ripensare i modi della nostra convivenza. Ma nello stesso torno di anni, a causa della mareggiata del 66, si poneva anche rinnovata e pressante la necessità di una nuova riflessione storica sulla vicenda di Venezia e del suo territorio, di riconsiderare l'intera storia veneziana in una diversa prospettiva, imposta precisamente da quella catastrofe che aveva portato la città a 1 centimetro dalla fine e costretto tutti a chiedersi fino a quando, come riassunse Giulio Obici e come è diventato proverbiale oggi. Attraverso quel 66 Venezia era passata da modello a problema, altro refrain ormai consunto, e in buona compagnia Paladini ritenne che soltanto uno sforzo di riconsiderazione storica avrebbe potuto contribuire a fondare nuove progettualità politiche per poter pensare ancora alla città nei nuovi tempi in relazione al suo più ampio territorio. È significativo che nel 68 Paladini avesse programmato uno studio di lunga lena sulle trasformazioni degli assetti istituzionali e amministrativi veneziano e veneto nel lungo e complesso periodo tra la caduta della Repubblica e l'unità. I temi implicati da quelle ipotesi di lavoro sarebbero invece divenuti territorio di analisi di altri studiosi tra anni 70 e 80, mentre molto tempo dopo una parte del progetto di Paladini finì per essere, poco prudentemente sfruttata dall'editore e coautore dei 3 volumi firmati da Nane intitolati Storia di Venezia 1797-1997 che tutti conoscete. Alla fine alcune tra le linee interpretative principali di quel lavoro immaginato nel 68 confluirono però un anno prima della morte di Nani in quell'uscire dall'isola che nel 2003, invece di limitarsi a fare la storia bancaria della Cassa di risparmio, ha proposto una contestualizzazione del ruolo creativo svolto tra 8 e 900 da quell'istituto di credito statutariamente rivolto alla pubblica utilità nella più larga vicenda economica, sociale, politica della città e della regione, appunto nelle loro trasformazioni otto-novecentesche. Frattanto quei temi veneziani e veneti erano comunque rimasti sempre presenti nelle riflessioni storico e storiografiche di Nane o dei giovani studenti e ricercatori che lui accompagnò nel cammino universitario e post-universitario. Erano quotidiani nelle sue discussioni in punto di storia come in quello sull'attualità, ospitate dalla stampa locale, della sua attività culturale in istituti come, anzitutto ma non soltanto l'Ateneo Veneto, e d'altronde gli anni 70 e 80 impegnarono Paladini su diversi fronti, anche fuori dall'università e molto dispendiosamente. Non ha senso ora riassumere i capitoli importanti dell'ancor giovane Paladini radicale, nella battaglia di civiltà degli anni 60 e 70, divorzio e aborto, del socialista libertario protagonista della democratizzazione della scuola ai tempi in cui sui banchi ero io, dice Filippo, e lui nei consigli dei miei istituti, del 40-50enne socialista critico nella politica o nell'amministrazione locale degli anni 80 e primi anni 90, del dirigente delle organizzazioni sportive e tennistiche da fine 60 alla chiusura del secolo, cioè nel periodo della democratizzazione della pallacorda, definita così, e dell'organizzatore di vita e del ringiovanimento, rinnovamento e rilancio progettuale dell'Ateneo Veneto. Mi piace solo notare che quando a Venezia la sua prospettiva rimase quella di chi cerca di contribuire all'integrazione di diversi modelli che la città lagunare gli sembrava dovere interpretare nel presente, cito, la Venezia dell'attiva memoria, capace di riflettere su se stessa, di valorizzare la propria sorte, ciò che è l'opposto di una mortale conservazione. La Venezia comunità scientifico-tecnologica, la Venezia capoluogo dell'area veneta centrale, dunque la Venezia dotata di funzioni direzionali e non solo di quelle d'ordine politico-amministrativa. Così scriveva sul Gazzettino nel 91. Penso però che qui sia più utile notare ancora che la poliedrica attività che per molti versi precluse a Nane, citazione che ho fatto anch'io, il libro che avrebbe dovuto assicurarmi l'immortalità di storico, come chiamava ironicamente, gli permise di saldare relazioni politiche, affettive e collaborazioni istituzionali che furono fecondi di sviluppi non soltanto per le proprie ricerche, ma anzitutto per lo sviluppo dell'attività di altri. Da una parte, per esempio, il compagnonage con Franca Trentin, per me la zia Franca,
che ovviamente fu stimolo allo studio del padre Silvio. Dall'altro, altro esempio, Franco Donaglio, che dall'Ufficio Affari Istituzionali del Comune di Venezia a lungo permise di organizzare a Venezia convegni storici di cruciale importanza, e aggiungo oggi impensabili, convegni storici di cruciale importanza e di pubblicare libri che ebbero valore ritmante in alcuni campi di studio, come i 2 volumi nel 1985 sulla resistenza del veneziano, curati da Paladini con Maurizio Reberschak. Lo studio di Paladini sulla resistenza portò, cioè, in un breve arco di tempo al suo lavoro di riqualificazione storica e storiografica dell'azionismo, attraverso la riscoperta dell'attività intellettuale e politica del giurista antifascista ed esule in Francia, Trentin, e un'opera che colmò una lacuna storiografica aprendo al contempo nuove prospettive di ricerca. La ricerca di Paladini su Trentin lo avrebbe portato, tra le altre cose, alla cura di 2 dei 5 volumi dell'edizione nazionale delle opere del giurista antifascista, patrocinata dall'Università di Padova, Pisa e Venezia, dal Centro Studi Piero Gobetti di Torino, dall'Istituto per la Storia della Resistenza di Padova, dalle amministrazioni comunali di Venezia e Jesolo e naturalmente da quel Centro di Studi Silvio Trentin di Jesolo che Gian Antonio contribuì a fondare nel 1974 assieme, tra gli altri, a Franca Trentin, Angelo Ventura e Norberto Bobbio. Anzi, sono 3 i volumi delle opere trentiniane curati da lui, perché fu lui che organizzò il materiale del volume formalmente a cura di Bobbio, ne redasse le note e ne compilò gli indici. Mi sembra che il contributo di Paladini agli studi su Trentin e sull'azionismo sia uno dei suoi lasciti principali ed è enfatizzare anche qui e oggi. Ma non soltanto perché, tirate le somme, quello resta il suo legato più risonante anche fuori dall'isola. Con l'esule antifascista Silvio Trentin, Paladini contribuì a rivalutare il pensiero e l'azione politica di un figlio del Veneto, da riconsiderare nel quadro dell'elaborazione azionista italiana e antifascista in genere, un pensatore politico intransigente e rivoluzionario, che senza soluzione di continuità era stato l'uomo d'azione animato da uno spirito di ricerca permanente tra il Veneto e l'Europa. Quello studio permetteva di approfondire e proiettare nel Novecento ricerche sul federalismo democratico che aveva Paladini già affrontato quando, giovane assistente di Renato Giusti, aveva privilegiato il Risorgimento. Nel federalismo autonomistico di Silvio Trentin, che era stato progetto per l'Italia democratica dopo la caduta del fascismo, Paladini volle vedere un prodotto lungimirante della realistica utopia dell'azionismo veneto, il cui fine erano stati l'uomo, cioè l'individuo e la persona, unità prime e irriducibili, cito, di contro a uno Stato da riconfigurare dopo il fascismo come ordine delle autonomie nella prospettiva di una federazione europea degli Stati Uniti d'Europa. Grazie a Filippo Maria Paladini e ora passiamo a Marco Borghi che ci racconterà il Nane politico, il Nane nelle istituzioni. Devo dire che in occasione di questo incontro sono andata a rileggermi tutti gli articoli di giornale che erano usciti quando è mancato e anche quando c'è stato l'anniversario che ho tenuto gelosamente. E ho letto che Isnenghi paragonava spesso Paladini ad Antonio Fradeletto e lui rideva molto, però diceva Isnenghi è vero perché come Fradeletto era un intellettuale attivo nelle istituzioni. E Leopoldo Petragnoli scrive: rispensando alle sfortunate vicende della sua presenza politica in città, Nane affermava di aver scelto sempre l'uscita sbagliata. Poteva sembrare una missione di fallimento ed era invece la rivendicazione di una straordinaria coerenza personale, politica, etica, che lo aveva portato sempre a scegliere l'uscita più giusta per la sua coscienza, apparisse pure sbagliata agli occhi degli altri. Ecco Marco, vuoi parlarci di Nane nelle istituzioni? Allora, intanto sì, buonasera a tutti, mi fa molto piacere di essere qui perché ovviamente un pezzettino di tutti noi inevitabilmente travalica e tralinea la figura e ritorna l'amico, la persona, gli affetti. Con gli uomini si condividono per fortuna sodalizi che non sono solo culturali
e letterari, ma ben altre cose. E Nane era uno di questi, quindi mi fa molto piacere di essere qui oggi, poi in questo luogo che è tanto caro per lui e tanto caro per noi. Allora, sì, quando mi è stato chiesto di dare così un tratteggio, perché ovviamente pensare il Nane politico non è cosa semplice, perché dobbiamo intenderci che cos'è la politica. Tutto qua. Cos'è la politica? E quindi apriremo un dibattito che forse finiremo il prossimo anno. Detto questo, quando Michele mi ha detto guarda, il titolo potrebbe essere La politica oltre i partiti, io ho detto guarda, mettiamoci anche un intellettuale militante, che come sapete è il pezzo di un titolo di un importante libro di Maris Nenghi del 1979, dove sugli appunti della cultura fascista individuava due categorie ben precise, i militanti e i funzionari. Nane, come già più volte è stato sottolineato, era un militante. Nell'editoriale di presentazione dal titolo Dialogo del novembre del 59 del quindicinale studentesco Cassandra, il giovane direttore responsabile, nonché studente universitario iscritto alla facoltà di giurisprudenza, così esordiva: l'udì primiera la Vergine Cassandra. Solo la poesia posteriore ad Omero, celebrando la figlia di Priamo, ne esalta il dono profetico. Nel poeta greco Cassandra non sente sventura prima del tempo, ma per prima le vede avvenire e ne avverte il popolo di Troia sulla rocca di Pergamo salita. È questo l'auspicio più lusinghiero per il nostro giornale, che esso vede dall'alto e per primo ciò che accade entro e fuori la classe studentesca e ne faccia partecipi gli studenti, onde essi, discorrendo tra loro e con la pubblica opinione, concorrano positivamente a mutare lo stato di cose che non li soddisfa e che pregiudica il giusto sviluppo della società moderna. Cassandra non è nato peraltro che per questo, per stabilire un dialogo aperto nel senso dell'estensione degli interventi, aperto nel senso della sincera e spregiudicata spigliatezza del suo contenuto. La futura classe dirigente è oggi ancora, nonostante 10 anni di vita democratica e gli sforzi immensi di una minoranza che anche qui si dimostra, virgolette, sale della terra, è ancora, dicevo, una massa informe di individui lanciati sulla strada di un titolo svalutato, senza neppure quel responsabile spirito di corpo che generalmente contraddistingue le cosiddette classi sociali. Gli studenti più sprovveduti entrano nella vita senza portare un qualsiasi contributo originale di idee e dalla vita sono assorbiti e teleguidati, diventando cellule tutte uguali di quell'immenso meccanismo tardigrado che è la struttura sociale italiana. Ciò avviene perché nel periodo della formazione culturale tra il liceo e l'università il giovane non ha mai affrontato, anche se ne ha sofferto talora profondamente, i problemi che lo riguardavano come tale, come membro della società studentesca, e tanto meno di quei problemi ha proiettato le soluzioni nell'avvenire. Allora, ho ripreso questo primo o secondo scritto di Nane Paladini perché credo possa essere un manifesto, una dichiarazione di intenti che ha poi contraddistinto tutta la sua azione politico-culturale e politico in senso stretto. Qualche mese dopo, su una rivista che si chiama Il Volto, una delle palestre della intellighenzia e della futura classe dirigente veneziana, il buon Gian Antonio Paladini ritorna dicendo: nell'entrare tra gli universitari essi troveranno le associazioni poco numerose, a volte inascoltate, legate a volte a partiti democratici, a volte, ipotesi tra le peggiori e al tempo stesso tra le più frequenti, a formazioni confessionali e ai partiti retrivi e conservatori, incapaci di far vivere ai soci l'esperienza universitaria come la loro prima esperienza politica, cioè l'esperienza responsabile e cosciente del mondo universitario. Le associazioni, anno per anno, restano deluse nel vedere che i nuovi studenti universitari hanno o credono di avere ben altro da chiedere all'università che invece pretendere un ruolo responsabile nelle associazioni e nella rappresentanza. Chiedono un diploma anziché con quello
di essere parti della vita universitaria. Allora, io in questo breve percorso che cercherò di tratteggiare parto proprio da questa esperienza fondamentale che secondo me è quello che ha caratterizzato poi il percorso politico di Nanni Paladini. Nanni Paladini, l'impressione è proprio questa, che prima ci sono le associazioni, prima c'è il tessuto civile, prima c'è la società e poi ci sono i partiti. Ed è questo anche il motivo per cui, se non un'adesione iniziale al Partito Radicale, ricordiamocelo bene, il Partito Radicale nasce da un furoscitismo del Partito Liberale, quella parte che non accettava più un percorso e una via sempre più a destra del Partito Liberale, dopo appunto un'adesione del giovane Gian Antonio Paladini in quel partito che in realtà è un antipartito. Il Partito Radicale degli anni 50 è la forma che forse più avvicinava e si sentiva vicino a Paladini perché era lontano dai rituali che i suoi coetanei già sperimentavano nelle federazioni giovanili, fosse essa comunista, fosse essa socialista, fosse essa di area cattolica. E questo è il timbro di Nanni Paladini che porterà avanti coerentemente fino alla morte. Adesso vedremo come incontrerà in maniera anche importante la politica e il partito, in questo caso il Partito Socialista. Ma il milieu, chiamiamolo così, di Gian Antonio Paladini resterà sempre questo, un irregolare. Io l'ho sempre visto, ovviamente sono giudizi soggettivi e personali. Come diceva prima Michele, il figlio ha tracciato veramente un ottimo profilo biografico in quel volume del 2010. Molto c'è ancora da fare, però io l'ho sempre visto da un punto di vista politico-culturale come un irregolare. Non è un caso che sia un irregolare, perché se guardiamo bene i suoi studi sono sempre andati nella direzione di privilegiare biografie di intellettuali scomodi, irregolari, non intellettuali funzionali. Abbiamo citati parecchi prima, io aggiungerei una figura che non ho sentito, Giacomo Noventa, che anche lui figlio di quel mondo liberale che cerca in tutti i modi però un rinnovamento attraverso una classe dirigente che poi anche lui alla fine naufragherà quel progetto. Ma ci sono i Trentin, c'è Umberto Campagnolo, c'è Ugo Facco della Garda, c'è Gino Luzzato, un modo di intendere la politica. Ma Nanni Paladini, che abbiamo sentito, insegna in quegli anni, è un passaggio quello, sono circa più di 10 anni di insegnamento nelle scuole, dopo l'abilitazione nelle scuole superiori, quindi anche questo forse è uno dei temi che nel futuro dovrà essere approfondito. In quel momento insegna, è molto attento al grande dibattito che c'è nel rinnovamento scolastico, didattico, sia a livello di scuola che a livello universitario. È molto attivo nella politica associativa, come è stato sottolineato in particolare nel tennis, dove dal 1963, mi pare, quando entra come consigliere alla FIT, nel 73 fino agli anni 90 è una delle frequentazioni. Però a un certo momento nella sua vita arrivano anche i partiti, anzi arriva un partito. È l'ingresso nel Partito Socialista Italiano, grosso modo all'intorno nel 1978, quindi una fase di transizione importante dentro quel partito. Stava chiudendo una storia e si stava affermando un'altra storia e un altro leader. A Venezia siamo dentro alla prima giunta rossa, con tutto un dibattito che aveva, condiviso la città, e
Paladini entra e diventa quello che suo figlio Pippo, posso dirlo, a lui lo so che non piace, a me piace di chiamarlo, definisce un parafulmine. Un parafulmine. Non è un caso che nell'80 si candida alle elezioni provinciali, e in quelle elezioni provinciali dove viene eletto e diventa anche capogruppo, se non ricordo male, del Partito Socialista Italiano H. Corner, succede qualcosa di strano, che oggi sarebbe quasi impensabile, no? A un certo momento c'è la dimissioni di Sbroggiò e Paladini diventa presidente della provincia. Diventa presidente della provincia con i voti del Partito Liberale, con i voti del Partito Socialista Democratico Italiano e con i voti della DC. Il proprio partito si astiene e ovviamente il Partito Comunista vota contrario. Paladini entra dentro una dinamica che è quella propria fisiologica, o lo era, forse lo è ancora, dei partiti politici, e inizia a capire, ad entrare in questi meccanismi, di come quella politica che lui stesso definisce essere un incarico per puro spirito di servizio sia altra cosa. Tanto è vero che la sua consigliatura dura sostanzialmente 3 mesi, quindi dal dicembre dell'81 al 16 febbraio dell'82, quando appunto Nane Paladini si dimette. Nell'83 ha un altro incarico importante, questo credo più gratificante, perché viene nominato presidente del COSES. Il COSES, penso, sappiamo in tanti, è stato un punto di riferimento per l'elaborazione politica, urbanistica, culturale di questa città. Era stato fondato da Giuseppe Mazziariol, rimase fino al 1989. Il parafulmine torna ad essere utile in un altro contesto, che è quello della politica sanitaria regionale e territoriale. Infatti il 21 luglio dell'86 va in crisi l'allora ULSS 16 Venezia Insulare. Dopo tanti rimasugli siamo diventati un'unica grande azienda, e viene nominato all'interno di presidente dell'ULSS 16. Credo che questa sia stata la sua esperienza forse più illuminante di come siamo appunto negli anni in cui ormai l'incubazione di quella che a breve sarebbe scoppiata come Mani Pulite, Tangentopoli, si percepiva in diversi settori, in diverse aree. E infatti quello che lui subito cerca di capire, di affrontare, sapendo che la sanità era uno dei problemi politici di allora come di oggi, non solo per la frammentazione anche della governance e dei finanziamenti. C'erano 5 istituzioni quando Paladini era presidente attraverso le quali passare prima di avere dei finanziamenti, ma perché lui diceva che l'unica cura per la sanità ammalata, a Venezia e dovunque, è più amministrazione e meno politica. Allora, quando si dimise nel maggio dell'87, lo lasciava, secondo me, come dire, scorato, perché
capiva che una figura come la sua all'interno di un perimetro che era quello della politica novecentesca, ma che sostanzialmente ha modificato poco anche nel terzo millennio, e quindi si ritirò di nuovo e lasciò perdere, diciamo, la politica attiva. In realtà, come è stato sottolineato più da qualcuno, lui continuò a fare politica. Era la politica delle origini, era la politica che si fa attraverso le associazioni, attraverso i comitati, attraverso anche le denunce che si possono fare sulla stampa. E qui lo voglio ricordare, perché non è stato citato, anche il ruolo che ebbe, fondamentale, con Maurizio Rebršak, nel creare i presupposti politici perché anche a Venezia si realizzasse un istituto veneziano per la storia della Resistenza. Perché la politica c'è anche dentro le associazioni. A Venezia avevamo dei ritardi perché c'erano delle divergenze associazionistiche partigiane su come creare e realizzare un istituto. Il lavoro di Nane Paladini e il lavoro di Maurizio Rebršak furono determinanti perché nel 92, appunto, dopo molti anni, anche Venezia poteva avere un istituto di storia della Resistenza che poi nel corso del tempo è diventato un istituto della storia del Novecento. Io mi ricordo, con la presidenza anche della Franca Trentin, quindi anche qui come le reti continuano a interconnettersi, anche negli anni appena costituito l'istituto, quanto Nane Paladini abbia combattuto contro alcuni rigorismi, alcune ideologie che continuavano a essere all'interno anche di associazioni, contro dei muri. E allora, e vado a concludere, io credo che la lezione di Nane, con i limiti che ci sono, perché ovviamente anche Gian Antonio aveva dei limiti, però la lezione di Nane oggi è più che mai attuale. Cioè lui ha anticipato un modo che oggi dovrebbe essere condiviso di interpretare la politica nel senso più nobile del termine, di interpretarla, di esercitarla con generosità, di continuare il dialogo, quel dialogo che aveva aperto l'editoriale di Cassandra. Ecco, queste sono eredità pesanti. Le eredità pesanti poi vanno anche raccolte e vanno coltivate. Credo che ognuno di noi, nel suo ruolo, nella sua funzione, nel suo essere cittadino, 20 anni dopo deve farsi carico e cercare di riattualizzare quel gran pensiero laico, ma al tempo stesso condivisibile, di un intellettuale che per tutta la vita ha fatto l'intellettuale militante. Grazie. Grazie a Marco Borghi per questo bello spaccato anche della Venezia di quegli anni. E passiamo a un altro pezzo di Nane, che è quello dell'università. Prima di dare la parola alla professoressa Caterina Carpinato, leggo ancora una cosa che ha scritto la sua amica Franca Trentin, che dice: se avesse pubblicato tutti i suoi interventi su mio padre avrebbe avuto la cattedra, ma lui era privo dell'ossessione della cattedra, era disinteressato profondamente. E questa sua distrazione rispetto al potere accademico ha ingannato molti che avrebbero potuto avere fiducia in lui. Non ha saputo chiudersi per un anno l'archivio di Stato, non ha saputo rinunciare alle avventure cittadine, alle sue scorribande civili nei luoghi della politica. A te la parola. Grazie Presidente, per me è veramente una grande emozione, perché scrivere queste poche righe su Nane, che preferisco leggere piuttosto che tenere come canovaccio per non deragliare, mi è sembrato sin dall'inizio difficile
difficile ma nello stesso tempo doveroso, inevitabile e sfidante, perché significa scrivere di una persona che ho conosciuto poco. Io non sono veneziana, si sente dopo 26 anni che appunto non ho preso la cadenza di questo luogo, però è una persona che ha avuto un'importanza fondamentale per la mia vita dopo il mio arrivo qui a Venezia. È una persona che ho stimato molto per il suo modo sobrio e preciso di gestire i consigli di corso di laurea in lingue occidentali. È così che l'ho conosciuto. Una specie di preconsiglio di facoltà che al tempo, prima della riforma Gelmini, insieme ai consigli di dipartimento, scandivano le agende di noi docenti con impegni istituzionali e incontri collettivi, garantendo alla vita accademica una partecipazione attiva anche ai nuovi arrivati come me. Per Paladini la partecipazione attiva e fattiva ai consigli accademici, come agli altri colleghi con i quali mi sono confrontata ricordano, era un dovere istituzionale, non solo nei confronti della nostra università, ma nei riguardi della società. Credeva fermamente che il lavoro dei docenti fosse di estrema importanza per lo sviluppo di un senso civile e che il nostro lavoro non fosse soltanto presentarsi più o meno preparati a lezione ed essere disponibili con gli studenti, non fosse neanche scrivere dotti saggi accademici per una ristretta e alta fascia di interlocutori, ma era convinto che essere docente universitario significasse essere impegnato nell'amministrazione dell'università, oltre che spendersi per migliorare i rapporti tra mondo accademico e territorio. Con la scomparsa delle 4 facoltà, in seguito alla riforma Gelmini del 2010, Ca' Foscari ha avviato un processo di trasformazione, tra virgolette, dovuta, moltiplicando i dipartimenti che sono diventati ipertrofici e quasi delle microfacoltà. Una delle conseguenze delle riforme è stata aver lasciato il corpo docente e non docente orfano di una serie di appuntamenti mensili che ci costringevano a confrontarci, a parlare anche per strada, a sentire cosa stesse bollendo in pentola a livello nazionale e locale, ad avere una microdose di responsabilità nella gestione della nostra vita professionale. Ecco, nell'ultima fase della pre-riforma Gelmini, Paladini era impegnato, quando l'ho conosciuto, nelle sue funzioni di prorettore ai rapporti con le istituzioni della città e di direttore dei consigli di corso di laurea in lingue occidentali. Sebbene avesse optato a quei tempi per l'appartenenza al Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del Vicino Oriente, la maggior parte dei docenti di quel gruppo erano di lettere, l'insegnamento di lingua e letteratura neogreca che ricopro veniva accolto all'interno della facoltà di lingue e letteratura straniere. Nane mi notò subito. Sarà che avevo la treccia? Sarà che ero un po' troppo spaesata? Sarà che per capire meglio alcuni meccanismi amministrativi mi veniva più facile rivolgermi a lui come figura di raccordo fra la facoltà e il dipartimento. Sarà perché i suoi modi gentili e il garbo nel rivolgersi agli altri erano comunque una garanzia di affidabilità. Fu subito, come tutti quelli che lo hanno conosciuto possono immaginare facilmente, molto disponibile e cortese, ma anche istituzionale e formale. Fu senz'altro molto corretto. L'università Ca' Foscari che ho conosciuto io, che non ho studiato in questa città, alla fine del secolo scorso era molto diversa da quella di oggi. Aveva ancora un colore e un sapore locale e anche la sua dimensione mercantile economica insieme a quella internazionale emergevano da una componente, da un'esigenza interna che non erano assetate solo di business, gay, marketing ed espansione numerica. Forse ero solo più giovane, ma ho l'impressione che all'epoca la dimensione storica, linguistica, letteraria avesse un significato pregnante e una dimensione prestigiosa all'interno della città e della regione. Quelle discipline che negli anni successivi avremmo imparato a chiamare sempre di più humanities e sempre meno area umanistica, avevano un ruolo e un prestigio giovane e vigoroso e Venezia si aspettava dall'università e dalla comunità accademica risposte concrete al suo sviluppo e alla sua crescita. Mi sembra che fosse allora un'università più piccola e casalinga, ma più integrata con le reali esigenze del contesto locale.
Forse perché, nonostante le diversità e le varie questioni accademiche, non sempre di alta cucina, potevano avere comunque momenti collegiali e collettivi di scambio e di incontro, che consentivano un dialogo reale tra le calli della città e nei luoghi istituzionali deputati ad essa. Mi sembra che allora l'università, e forse anche Venezia, fosse un luogo più umano. E in una realtà più umana si aggirava Nane, che nel giro di poco tempo mi chiese se sapessi dell'esistenza dell'Ateneo Veneto, del quale all'epoca era presidente, e se avessi il desiderio di entrare a farne parte. Devo dire che all'epoca, per me che arrivavo dal sud e che avevo trascorso alcuni anni ad Atene, l'impatto con Venezia, nonostante fosse più umana di adesso, è stato molto duro, estraniante. Era per me complicato capire quali fossero i codici di comportamento sociale, le norme non scritte del vivere insieme, le regole delle relazioni interpersonali. Ma l'invito di Nane a frequentare l'Ateneo Veneto e poi divenirne socia fu determinante per entrare in città e non solo per decodificare i meccanismi pubblici culturali di questa splendida sede, ma anche di Ca' Foscari, che in questo luogo ha avuto e ha ancora molti soci attivi e coinvolti in modo partecipe per la vita pubblica della città. L'Ateneo è stato, e spero lo sia ancora, il più importante collettore di ricerca e didattica come impegno pubblico e sociale. Il luogo dove Ca' Foscari faceva essenzialmente terza missione in città e sul territorio, prima che questa fondamentale funzione accademica acquisisse la denominazione assunta negli ultimi anni e provocasse uno scombussolamento all'interno della vita accademica. Tra parentesi, adesso finalmente la terza missione ha cambiato nome e si definisce valorizzazione delle conoscenze. Questo è un grande respiro di sollievo. Negli ultimi anni, infatti, si è capito che non bisogna soltanto svolgere la funzione di docente e di ricerca all'interno delle mura universitarie, ma è necessario un aperto dialogo con il contesto esterno e con la società, cosa che in effetti sapevamo anche prima, ma che ci impegnava come attività divulgativa ed extra-accademica. Invece, da circa 2 decenni, e poi sono i 2 decenni che Nane ci manca, le università europee hanno cominciato ad autovalutarsi e a valutarsi per essere accreditate e stanno imparando ad usare metriche e misure per calcolare l'impegno professionale in ambito didattico scientifico di cosiddetta terza missione, cioè l'effetto prodotto nel contesto esterno. Misurare per contare i costi, l'impatto sociale ed economico del nostro impegno professionale è diventato anche un modo di valorizzare l'attività accademica. E Nane è stato un precursore anche in questo. All'epoca non poteva essere capito e neanche considerato appieno per quello che effettivamente offriva la vita accademica, il suo straordinario impegno nel sociale, nel pubblico, nella dimensione politica, dell'attività dello studioso a servizio di studenti e della collettività. Ma Nane, come sappiamo, come abbiamo sentito, non viveva solo all'interno di Ca' Foscari, viveva per rendere Ca' Foscari una realtà aperta e vitale. Era impegnato nello sport, non solo praticato ma anche gestito, nella sanità, nell'Ateneo Veneto, al Gazzettino, e in tutti questi luoghi esercitava la sua intelligenza e professionalità, che si era sviluppata e maturata grazie all'impegno come docente liceale, prima di diventare accademico. Chi passa un periodo a scuola, prima di accedere all'attività didattica, assume una diversa dimensione, un diverso rapporto con gli studenti e con i colleghi. La scuola affina il pensiero, crea una disciplina interiore e sviluppa un senso di responsabilità civica. Laureato a Padova, veniva dal mondo della scuola e delle professioni e faceva parte di una famiglia originaria di Asola, come abbiamo sentito. E aveva un senso di responsabilità e di rispetto reciproco, ma anche tanti altri sentimenti che devono aver forgiato il carattere aperto e capace di affrontare le 1000 diverse cose in una volta. Forse ho saltato qualche rigo, però non ha importanza, vado avanti. Una vita sola non basta, perché una sola passione non è sufficiente, perché una città come Venezia, con le sue sfaccettature e i suoi problemi, la sua continua incombente bellezza, aveva forgiato la sua personalità,
rendendolo quello che tutti noi ricordiamo con affetto. Un uomo garbato, sorridente e presente, non presenzialista, presente nel senso migliore del termine. Per Nane esserci, essere per strada, ad un convegno, ad un incontro pubblico, a lezione, ad una riunione, non era mai una perdita di tempo, non era un di più fuori dall'impegno orario delle lezioni e della ricerca, ma era un unico percorso di ogni giorno, nel quale l'analisi della realtà marghera assumevano la stessa importanza e valore di un incontro di studi bizantini in città, come quello per esempio che sostenne con passione nel 2001 Memory of Byzantium fra Ateneo, Ca' Foscari, Fondazione Cini, Scuola Grande San Giovanni Evangelista. Con profondo senso etico, Nane ha scritto una breve storia di Ca' Foscari fino al 1996, che meriterebbe di essere aggiornata e ripubblicata per essere letta e studiata non solo dai nostri studenti e studentesse, ma anche da tutti i nuovi docenti che arrivano a Ca' Foscari da altre sedi e che non conoscono quale percorso abbia compiuto la nostra università nei suoi 156 anni di vita. Aveva vissuto e condiviso le grandi innovazioni condivise durante il rettorato di Feliciano Benvenuti. Razionalizzazione dell'amministrazione centrale, nuovo assetto di gestione per una nuova democrazia universitaria e soprattutto il rinnovamento del rapporto con la città e le sue istituzioni pubbliche e amministrative. Infatti, proprio nella relazione di Benvenuti dell'anno accademico 74-75 fu espressa in modo chiaro e assoluto la necessità, cito, che il legame tra l'università e la città divenisse effettivo e continuo. Nane condivise e sviluppò tale prospettive con grande convinzione, senza mai risparmiare le sue energie. Con generosità e senso del dovere, Nane si spendeva per il CUS, il corso di laurea, la cassa di risparmio, la vita accademica e cittadina. Desiderava una Venezia diversa. Conosceva quasi tutti quelli che incontrava per strada e con tutti o quasi aveva qualcosa da condividere. Era un'altra Venezia ed era un'altra Ca' Foscari. Alcuni di quelli che incontrava lo apprezzavano per quello che era. Alcuni non riuscivano a capirlo all'epoca perché Nane era fuori del suo tempo. Conosceva la storia come pochi. Viveva il presente come esito del passato e come strumento per costruire il futuro. Aveva un fiuto del futuro non utopico ma reale. Perché Nane, negli anni 90 del secolo scorso, aveva già chiaro, anche se forse non lo sapeva neppure lui, che il cambiamento era in corso in modo irrefrenabile e forse irreversibile. Era già nel futuro di Venezia e se n'è andato troppo presto. Grazie Caterina per queste belle parole. E adesso un'altra realtà veneziana a cui ha partecipato Nane Paladini, la Fondazione di Venezia. Lascio la parola a Giuliano Segre, che ne è stato presidente per quanti anni? Di cose, tante cose. Adesso ci arriviamo perché gli anni comunque va bene questo. Gli anni comunque sono tanti, sono oggettivamente tanti, soggettivamente ancora di più, se altro in questo senso. Abbiamo e io ringrazio anche della partecipazione che ho potuto esprimere qui, raccogliere qui, perché in effetti riportano le vicende di questa realtà locale, chiamiamola così per il momento, di questa realtà locale nella chiusura di un secolo e nell'apertura mica indifferente di valori nel secolo successivo. Quindi c'è complessivamente un approccio agli argomenti centrata su una persona, su uno studioso, su un amico, su uno soggetto presente nella realtà veneziana per lungo periodo e con grande capacità anche di raccolta e di influenza,
Ma poi il mondo si muove, cambiano i secoli, cambiano i millenni addirittura, quindi qualcosa si raccoglie nel passato, ma qualcosa anche deve essere vista per il futuro. Noi oggi proprio la giornata di oggi, siamo incerti su che cosa vedremo domani, per esempio, da questo punto di vista. E allora, nel dire subito sì, che ero molto contento, molto disponibile per una partecipazione che consentisse di ragionare intorno alle realtà di questi periodi, diciamo, che oggi si trovano a essere sconvolti e da ricostruire sotto molti aspetti, vedo che quanto a Venezia si è fatto nella seconda metà del Novecento e quanto abbiamo vissuto in molti in quello stesso periodo, vi sono elementi fondanti molto, molto importanti e molto presenti. Lo faccio presente subito perché io avevo anche un po' equivocato sulla natura di questo nostro incontro del pomeriggio. Pensavo che fosse un riferimento, delle tante cose che ho fatto, fosse un riferimento all'attività editoriale, cioè che ci fosse un approfondimento intorno al libro della La Terza, che uscì nel 2002, e ci fosse un riapproccio ai temi che hanno interessato Paladini e che là sono trattati in una maniera molto particolare, un po' singolare, una grande partecipazione sua che poi si arresta a un momento di interpretazione, contributi diversi di persone che hanno lavorato con lui, scadenzature diverse, elenchi di persone, elenchi nel tempo e poi ancora a partire nell'ultimo periodo cosa si è scritto e che cosa si è evoluto rispetto a quanto era scritto nel libro della La Terza. La Terza è un nome grande, molto importante, ha raccolto la memoria di molti soggetti economici e politici, ha raccolto la memoria di moltissime banche. Questo forse ha deviato un po' l'attenzione, perché la banca è importante, interessante, ma secondo il mondo nel quale vive e come vive, quindi ci sono molte cose, e ha espresso poi questo volume che è molto interessante, che è una struttura da seguire per capire chi siamo oggi, vedendo quello che è raccolto con le mani stesse, con l'intelligenza stesse sue, da Paladini medesimo, da Gian Antonio, insomma, ecco. Quindi io pensavo che fosse una ripresa di contatto a una struttura editoriale e che cercassimo di completarla, perché quella che abbiamo a disposizione è chiaramente frammentata in diversi approcci e come dire, lascia in parte a comprendere quanto vi è raccontato dentro. Bene, io pensavo questo e quindi mi ero come attrezzato a vedere i periodi nei quali Paladini è esistito e ha operato, e sono tanti, a cominciare dal primo, quando è nato. No? Quindi ci sono diversi approcci in questo senso, e mi sembra che per capire come organizzare una lettura rinnovata e anche, come dire, collocata in riferimento a soggetti terzi e non tutta introiettata all'interno della realtà veneziana, potesse essere interessante affrontare per stadi, per date, quanto nasce dal libro In Essere, che conosco bene, e perché molto l'ho chiesto che venisse compiuto da parte della Fondazione, che venisse finanziato anche da parte della Fondazione di Venezia, cercando di capire quali sono
gli elementi che ci accompagnano in questa rilettura, diciamo, che è una rilettura che si può fare anche oralmente, intendiamoci, non è che scrive, però richiederebbe un po' di partecipazione di lungo periodo, mentre noi ormai siamo entrati tutti noi nel fatto di fare le cose velocemente e rapidamente, perché dopo mezz'ora arriva la pubblicità in televisione e bisogna chiudere il passaggio e via così. Allora, mi pare che dovremmo dire questo, che partiamo dal primo periodo, nel mio caso dal 1940, dal caso suo un paio d'anni prima, e vediamo che cosa succede. Per 20 anni abbiamo fatto i figli, abbiamo studiato, abbiamo fatto il liceo, poi ci siamo ritrovati, ma in una maniera singolare, nel senso che io sono nato a Venezia, avevo pochi giorni, veramente pochi giorni, che partì la seconda guerra mondiale e mi portarono via perché bombardavano Mestre, le fabbriche dove mio papà era un dirigente allora, e mi portarono via e poi continuarono a portarmi via fino a portarmi su per delle valli del Piemonte, dove avevo mutato anche di cognome, perché si capiva che il mio cognome poteva essere attraente, e lo fu purtroppo per la mia nonna paterna, che non è mai tornata da Auschwitz. Quindi abbiamo compiuto questo primo passo dal 40 al 60, uscendo da quelle vicende e studiando. Nessuno di noi è andato a lavorare, non si usava ancora, c'era un'Italia diversa, e studiando. E a quel punto io sono venuto a Venezia, da cui ero scappato infante e mi portarono via, non mi ricordo, non so assolutamente nulla di quella storia. Quindi sono tornato a Venezia e ho trovato i miei coetanei. E ho trovato nei miei coetanei un contenuto, vi farà ridere, ma assolutamente singolare, mai visto altrove e del tutto, come dire, negativo, per chi era cresciuto a Torino. Qui non c'erano le automobili. Come si poteva vivere in una città senza automobili? Ero cresciuto sotto la benedizione della Fiat, quindi era una cosa che non concepivo. Non ero mai venuto in visita scolastica, venni solo una volta in visita scolastica, ma assolutamente come tutti che hanno fatto le visite scolastiche, non mi ricordo più che cosa ho visto in Piazza San Marco. Ecco, come vivere a 20 anni in una città che non ha le automobili? Questo è un elemento mica da poco nella realtà. E dico subito, perché purtroppo devo orientare molto su di me, perché quello che narriamo di Gianantonio è quello che è accaduto con me, e quindi posso ricordarlo precisamente. Fui salvato dalla disperazione dai miei compagni di scuola, diciamo, non tanto quelli di Ca' Foscari, dove ero arrivato senza sapere bene cosa fosse l'economia, ma comunque dal fatto che a una certa ora del giorno tutti i miei compagni di scuola partivano, andavano a prendere il treno e andavano a Treviso, Padova, e con quegli stessi treni arrivavano da Padova alcuni con cui riuscivo a parlare di più. Avevo più rapporto, avendo fatto, come dire, il liceo, allora non era acceso, aperto a tutti. Quindi ho trovato in quella categoria, in quei personaggi, e dico subito che questo è il primo gradino che vorrei portare qui, questi personaggi, tutti, Gianantonio Paladini, Gianna De Michelis e via così, e con quelli ho capito che la politica era una cosa diversa da quella che avevo visto sviluppare a Venezia, dove ancora si pensava bene, a Torino, dove ancora si pensava bene cosa faceva la famiglia reale e le sue propaggini. Quindi in questo senso l'apertura a Venezia, in Venezia, ha rappresentato uno scalino, un'apertura di rapporti che si sono sviluppati esattamente in quel periodo con quelli che ho citato simbolicamente, ma furono molti,
e che mi ha portato naturalmente alla laurea e poi al servizio militare e poi a sposarmi e poi a passare da quel periodo agli anni 60 e a completarli tutti insieme con loro. E così conobbi Paladini e l'ho conosciuto nella sua maniera più pura, nel senso che anche lui stava entrando nella politica. Ricordo, abbiate pazienza, sono ricordi banali e credo che li gradirebbe comunque Gian Antonio. Ricordo che quando Gianni De Micheli si sedeva a un tavolo, a lui voleva sedersi al tavolo a destra di Gianni, perché fosse chiaro che c'era anche lui, diciamo. E via così. Siamo cresciuti discutendo di cose che erano delle generazioni precedenti. L'Unuri è stato citato prima, le attività rappresentative prima volta degli studenti, nei quali nel fare queste cose Gian Antonio era primo, era uno dei primi, non solo perché occupava dei posti importanti che tutti lo vedevano, ma anche perché diceva delle cose fortemente derivate dalla cultura acquisita nella sua scuola, nel suo periodo, a contatto con qualcuno che arrivava da una città diversa e da una istruttoria anche diversa del mio insegnamento, che era l'economia, che di cui nei licei non si parlava proprio. E allora così in quella occasione ho conosciuto Gian Antonio, e allora tutti mi direte: ma allora lo conosci bene, l'hai conosciuto allora? Non è vero. Allora era talmente complessa l'argomento, affrontare la politica senza essere, come dire, impegnati nella politica, ma in quella universitaria in particolare, con incredibili congressi che duravano tutta la notte. Se non durava tutta la notte non era un congresso andato bene, bisognava che la mattina si fosse grondanti di sonno, si arrivasse a una conclusione. Tra ventenni e venticinquenni e trentenni, non più di quello, insomma, ecco, come dimensione. E io l'ho conosciuto Gian Antonio, sì, ma mica tanto, perché in quel periodo ognuno lavorava per sé, non si era ancora nel momento in cui esprimevi per una società. In quel momento raccoglievi i tuoi pensieri e li ponevi a disposizione della politica universitaria, diciamo, degli studenti, occupando tutti dei ruoli che poi in alcuni casi sono sviluppati molto. Gianni divenne ministro, altri hanno avuto altre presenze e via così, e così abbiamo consumato quell'altro scalino, i primi dal 40 al 60, dal 60 al 80, e lì improvvisamente è cambiato tutto. Nel 78 Moro viene trucidato. Noi tutti noi ci occupavamo di politica, ma anche di cose concrete, perché avevamo poi cominciato a lavorare, ognuno aveva le sue presenze, le sue cose. Io ero andato all'Università di Roma, che mi aveva chiamato quando ho vinto il concorso, quindi la Roma 1 per intenderci. E quindi quello è il punto, e allora ci siamo, come dire, capiti tutti che il mondo era diverso dalla pura politica, che era il rischio che si correva quotidianamente. Io ho girato 3 anni con la polizia che mi accompagnava, voglio dire, perché avevano sparato a un collega che era stato colpito solo una mano, però gli avevano sparato, e quindi di queste cose. Quindi ci siamo trovati dentro questo imbuto, e credo che Gian Antonio si sia fermato a ragionare di queste cose nella realtà locale, perché parlare di queste cose nella realtà più complessiva, cosa è successo in Germania cosa è successo da noi con gli assassini lungo la strada, era troppo. Forse bisognava riprendere il pensiero della politica, riprenderlo, tradurlo, farlo girare. E nel fare questo, Gian Antonio, per quello che ho letto,
perché poco l'ho visto in quel periodo, perché ero finito a Roma in università, quindi poco ci stavo qui, comunque tornavo ogni sabato e domenica, e lui si è fermato a verificare le cose da dire, da fare, da ragionare intorno alla realtà di Venezia, mentre il mondo intorno, Venezia insulare, mentre intorno il mondo esplodeva, cresceva, anche economicamente, diciamo, questo lo vedevi di più, ma anche dal punto di vista della politica. Era una politica aggressiva che qui ha trovato delle cose, ma taglierzo, in mestre. Cioè forse bisogna anche porre nel ragionamento che cosa è successo, e l'ho sentito e l'ho anche molto gradito, quello che voi avete molto ricordato di quegli anni, sapere che la realtà nella quale misurarsi era più vasta e più grande. E io pensavo che il misurarsi in questa realtà fosse poi preso da Gianantonio, ma lui aveva già forse come dire, in qualche maniera concentrato nelle cose solite, e a quel punto bisognava affrontare anche una realtà locale organizzata sulla dimensione amministrativa, sulla città unica, sulle realtà locali, sulle fabbriche non più in prima linea in quel periodo, e quindi crescere insieme a quel livello. Quello è un livello che io non ho più conosciuto di Gianantonio, perché stavo sostanzialmente a Roma e mi occupavo poi di altre cose, mi occupavo di catasto. Io sono uno forse degli studiosi del catasto edilizio, con qualche cosa che ancora non è stato completato. E complessivamente Gianantonio si è sentito piano piano entrare in una sfera nella quale la propria capacità aveva qualche difficoltà a entrare, e io l'ho perso di vista. E ho visto poi nel libro fatto dalla Terza tutto il suo pensiero, tutto il suo ragionamento. Infatti mi piacerebbe riprenderlo adesso, io non lo lessi molto con attenzione allora, e quindi ripensare, e forse anche propongo a questa sede di ripensare un pensiero scritto su Gianantonio, e vedere se qualcosa di sistematico, piuttosto che non il flusso che lui quotidianamente esplodeva, può essere ripreso e ripensato, magari pensando allo stesso finanziatore del primo libro, finanziatore della Fondazione di Venezia, così come si era espressa su varie attività editoriali, potrebbe trovare anche in questo campo. Recentemente ci aveva anche provato, poi ha sospeso. Si tratta forse di raggiungere più i colleghi che si occupano di storia oggi, piuttosto che non gli analisti delle attività economiche, come eravamo noi in quel periodo. Però comunque potrebbe essere un buon pensiero che traguarda il secolo, traguarda il millennio, e soprattutto apre quello che dal 2015 è cambiato in questo territorio, quando come dire, l'establishment politico si è misurato su un altro piano, è cambiato, è tuttora cambiato, dovrà cambiare ancora, ma certamente non è quello della fine degli anni 90. Comunque che era molto fertile, diciamo, ed è una proposta che io lascio agli amici e ai colleghi che sono qui presenti. Grazie. Allora raccogliamo questa proposta di Giuliano Segre di continuare l'uscita dall'isola. Grazie a tutti i presenti. Non so se Nane sarebbe stato contento di questo incontro, ma so che se anche non lo fosse stato non ce l'avrebbe detto, e saremmo andati comunque a bere tutti insieme uno spritz. Ciao Nane.